Sprea è un piccolo mondo antico dove ancora la natura riesce a esprimersi in una bellezza semplice ed austera, ed è il regno delle erbe officinali. Qui c'è la ricchezza della natura incontaminata e c'è la tradizione delle erbe legata alla figura di Don Zocca, il famoso prete di Sprea. Nel 99 arriviamo a Sprea, dove c'era una vecchia scuola elementare abbandonata da anni e una canonica pure abbandonata. Tra il 2000 e il 2001 si ristruttura la canonica e si apre l'erboristeria col suo piccolo laboratorio. Da lì al 2006 si apre il negozio del prodotto tipico e quindi quell'attività, e nell'estate del 2006 il ristorante erbecedario, ristrutturando il comune e in parte noi la vecchia scuola abbandonata di Sprea. Il momento più bello del mio lavoro è la primavera, quando iniziano a sbocciare le prime gemme che portano l'energia delle piante, quando si iniziano a sentire i profumi dei fiori. Il mio lavoro diventa quello di riuscire a estrapolare, a tirar fuori l'essenza, la tradizione, quello che ogni pianta ha da raccontarci, e renderlo fruibile poi a tutti. E ogni giorno è un lavoro che mi stupisce, perché è la vera magia delle erbe.